Parliamo di questa presentazione di questo libro LQI, ecco cosa vuol dire e cosa sintetizza questo libro? Il titolo riassume nostra lingua quotidiana informatizzata. Sostanzialmente è un'analisi dell'impatto che hanno i computer, i telefonini sulla lingua con cui comunichiamo giorno per giorno, per cui oramai questa lingua si è meccanizzata come quella delle macchine, appunto. Diciamo che è un frasario un po' complesso, insomma. Non per tutti. No, perché poi alla fine, specialmente i giovani, sono particolarmente bravi a maneggiarlo, ma non si rendono conto che quando parlano come se parlassero con delle macchine, sostanzialmente. Questo è il succo. L'autore del libro è uno psicanalista, tra l'altro, che è francese, che cerca di farci vedere in che modo questa lingua ci costringe a limitare i nostri pensieri. È un libro molto interessante che riguarda il linguaggio nell'epoca dell'informatica, dei codici e delle comunicazioni informatiche e mi piace così parlarne con i traduttori e con coloro che hanno curato questa edizione italiana. Ma la cosa più importante è che il polo territoriale universitario di Agrigento si apre a delle manifestazioni dentro la città, all'interno delle fabbriche chiaramontane, per dare anche un segnale di disseminazione culturale che va fuori dalle aule universitarie e che vuole espandere il portato culturale e l'influenza dell'Università di Agrigento all'interno della città. È una formula che inauguriamo oggi, una collaborazione con la Fondazione Orestiadi, che ci vede presenti in modo diverso all'interno del contesto urbano e che ci vedrà ancora più attivi dentro la città dopo l'apertura della nuova sede dell'Università di Agrigento, del Polo Territoriale Universitario di Agrigento, nei locali dell'ex ospedale di Via Atenea. Quindi ci sono tutti gli auspici per rendere ancora più attiva e più fertile la dimensione dell'Università di Agrigento per la collettività, per la comunità intera.